S'approvazione desa legge chi pertocca sas areas idonias oramai esposta a bande como sa politica regionale de passare a dibattito novoso. Prus annottu, a pustir desa mozione di sfiduzia desopposizione a s'assessore a sa sanidade Armando Bartolazzi, sun cominciata sa discussione supra sa riforma desa sanidade vinzas in sa maggioranza. Su Partiu Democratico estistau virmu esprezisu chi bisia su parre de tottu sa maggioranza supra sa proposta che te scrive sa commissione competente. In merito a questo argomento a faveddau su presidente di su Consiglio regionale, segretario regionale di su Partito Democratico Piero Comandini in un'intervista in curu de su direttore Antoni Muroni. Prosordem obiettivo principale è dare voce a su parre di su Consiglio, sa riforma desa sanidade su linea Comandini non depetare colore politico e non previdi modificas strutturali. Intre sostemar di discutere per finza sa prima bera manovra finanziaria di su Campo Largo che su Consiglio regionale non ha approvare entro su 2024, dunque è stata a impreare esercizio provvisorio. L'obiettivo è di puntare a sas grandu operas infrastrutturales. In principio, sos inquirentes hanno pensato che a caionare la morte di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, essere stata un'intossicazione alimentare, però è manicato tunio venenoso. Ma in questa ora sa teoria non torna prusu, che su tunio manicato in Sardiesi innanti, da eso scoglio vesa cataur mortos in domissoro iovia collado in Casteddu, analizzau da esos carabinieri desuris, non è risultato sconoso. Come si deve stabilire se sono mortos pro carchi attera sostanzia o un attero umanico. Sos carabinieri desuris reparto investigazione scientifica de Casteddu sono analizzando tutto su chi può dare risposta a chi hanno accattau in Sadomo. Però come l'unica cosa sicura è che non hanno subito un robatorio chi non battà più per una violenza. Abbarrano tutte le altre possibilità de cussar naturales a un avvelenamento. Sos investigatori e sos esperti si china a traballare per dare risposta a un caso che procoma barra tu un mistero. Han cominciato questo manzano a ora de Sardecche quarto in si statale 190 chimbe cara caputerra a chircare su marteddu che Igor Sollai a timpreao pro chiedere a sa muzzere Francesca De Idda. Sono impinnao sos carabinieri de Suris e su nucleo de sos sommozzadore de Casteddu a dispetto de su tempur malu e de sa batrubula che rende difficile sa schircasa. A indittare su trettu s'autotrasportatore de 43 anni or Mercuris in sintiri desinterrogatoriu. Sollai ha confessato de carghettao dai su ponte su marteddu e su cellulare de sa vittima. Cussu impreau a postir de omicidio pro inviare messaggios e fa che sa vinta che Francesca essere galo viva. A s'interrogatoriu uomini ha ripitiu che attaggiucchi in impetu a postir de una briga prosa a cabo de su coiubiu negando razones economicas e premeditazione. Su PM Marco Cocco però li contesta proprio sa premeditazione in prudescu bausu carasu e di aver fatto vinta ad esse sa muzzere. In favore di questa tesi totus ordato recuperao dai telefono e computer. Ove hanno accattao chircar de commente cubarono carasu, comporare cianuro, prantare vundoso. Cusor fundos impreaor da esollai preoccupare su l'occupa hanno accattao a Francesca, morta in intri una bussia, in Susartu, intre Santuidu e Signa. Per la prima volta so 66 sindicos de sos comunes che vacchen parte de sa cittade metropolitana de Tattari si sono addobbiaus custu manzano in una conferenza convocata da amministratori straordinario Gavino Arru per approvare si statuto commente pedi sa legge del Rio. In su documento bisogno sos principios ispiradores de sa attividade amministrativa. Sos passos invenientes a essere a maniare su bilancio e sos ultimos attos amministrativos accabada questa procedura sa cittade metropolitana de Tattari a essere operativa. Di andare per arrivare a primor de su 2025, sas primas a risposta de rete ferroviaria italiana in merito al suo collegamento ferroviario nazionale da Nugor a Casteddu, sempre schisa sociedade rispetto su cronoprogramma. A lunare resa prefetta de Nugor Alessandra Nigro, che a sul microfono de Tele Sardegna va vedere de su chiesti stauvato dai candi in su 2023 sa prefettura de Nugoro e su Ministero de sos Trasporto stanno a piccausi in pinnu de traballare a che va tira a Nugoro sa ferrovia a scartamento
ordinario, che dia permettere su collegamento che in Casteddu. Nugoro di fatti Saoi è l'unico capoluogo de provincia Galu Brivu de Ferrovia, un'infrastruttura che prosa prefetta Nigro è necessaria non pezzi preso scollegamento intre sos due capoluogos, ma vinza spessandria sa candidatura de senator dell'Uvula a ospitare Einstein Telescope. Una protesta bochemanna contro il razzismo in campo. Alla Vachere sa Gymnasium de Tattari, squadra dei Vubalu de terza categoria, che ha deciso di non falare in campo a postir desa partita desa chida colata contro sa Volgore de Mamuiada, che uno scanto stifoso rivale sana beffau a ba, un giocatore de su Gambia per su colore desa pedde, istrocchendo una moninca. Coros che non si podene deppene baiulare chi però su Zuzzi sportivo ha deciso di non sanzionare, sospendendo esa pena. Chi sa decisione desa Gymnasium sono stati di accordo sa sociedade e so giocadores e finza si squadra rivale. Però sa Gymnasium è sta arribata sa derrota a Taulino, ma a una vinchida in su papiru ha preferito dare un messaggio importante contro a comportamento ormezzanoso in campo e fora che non si deppene accettare. Uno dispiacere manno, ma vinza sa cussenzia, una cussenzia nova per su Casteddu, che torna dai suvranchi che appunto sa postir di una partita giocata azza pro azza contro sa Fiorentina. Su Casteddu ha perdido, ma su risultato non torna a merito a un gioco ben impostato, mescamente in su secondo tempo. 3 punti, ma vinza su uno ha permesso a si squadra di stresiare da esa zona retrocessione. A decidere sa partita sa rete de Cataldi, contestata dai su tecnico Davide Nicola, pro issu quame in posizione vorade iocu dabile a tistrobausa visuale dei supportieri. In campo un numero mostrano uno Casteddu capace di apoderare la Fiorentina che ha tenuto dei suoi attacchi più forti del suo campionato, finza si sisichini a biere sos problemas in zona offensiva. Di primo mezz'ora in sull'ultimo passaggio e in su determini in zona rete a Tammetti Nicola in sa conferenza pros imprenta. Sa trasferta da was allenatore in dito positivo supra si squadra, ma finza al mostrao che ha bisogno di rinforzos indennantisi. Su direttori sportivo Nereo Bonato ha traballare procussu in pesu chissà per su mercato in jannaio. Si squadra commerza e traballando per la partita de sabato che in Satalanta in Saddomus. Satalanta esprime in classifica, ma su tecnico de su Casteddu non vi la timete, si squadra de Gasperini, anzi spompia che in fiducia a sabato. Podemos competere che in squadra de livello alto, Annao Nicola, e che in custa mentalità e custor valore sanno arrivare a soddisfazione. Un primo tempo bello e perfetto che in salvariazione statica proposta dall'allenatore Markovic che hanno posto in difficoltà del Reyer Venezia. Sa Dinamo Banco de Sardegna Tattari ha fravicato una vincita meritata che ha convinto, fizza di una prova che ha mostrato ormenzo spiessignor de schimbe in campo. Su Menzo Salilovic desi stagione che ha giocato a si spissu che in Renfro, un vobsi spantoso, sacropa Bibbins e Cappelletti. Venezia non ha apoderato sazza de stattareso se sta abbandonata a uno nervoso sen a capo. S'allenatore Spaglia si che ha fatto vocare dai su campo poco prima desa capo de su secondo quarto. Markovic accabata sa partita ha bantato i giocadores per esposti in pratica a maniera perfetta su piano partia a maniao in introchida mescamente in difesa. Come però sa Dinamo de pesichire a mostrare su bello gioco biduc in Trieste e Venezia, provando a vincere in Le Portel, Crasas sotto de 0 in sa seconda partita de su girone de FIBA Europe Cup, che in telecronaca diretta in Tele Sardegna. Vincere necessario per la qualificazione posta in duda da esimporda de Mercury Scolau che in Sorbascor de Bilbao. Bentu vorte a più di 100 km a sora, una temporada de abba che ha corfiusa a scostar de Sardegna occidentale, plus a nottus area de Cravas e Isaruttas. Sos problemas sun cominciato sabato a bortedì e quando sabato manu sa si sfrusata de vento e arena che hanno cancellato su percorso a Maniao pro su mondiale de ciclocross.
Isperdias as transennas chi depian ponne l'acanas a su percursu, in intro e noti a piccau vuocu vinza su chiosco pro ospitare sa direzione de sa gara. Er il manzano a sas undichi, sos organizzadores, si sono rendioso e su fissiu imprenta des Unione Ciclistica Internazionale attimbià una nota pro narre schisu mondiale l'ana tranzio a San Imbeniente. Dispiacchios più de 1000 ospites, ciclistas, tecnicor, familiares e amantiosor de su ciclocross mondiale.